Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione al campanile di San Marco a Venezia, predisposti per volontà dell'attuale Consiglio della Procuratoria di San Marco, in continuità con quello precedente, su indicazione del prato della Basilica, architetto professore Mario Piana. Così da qualche giorno sono ripresi anche gli ingressi e le visite al campanile per veneziani e turisti, la possibilità di ammirare Venezia dall'alto. L'annuncio del primo procuratore di San Marco, avvocato Bruno Barella. Abbiamo riaperto il campanile dopo un lungo periodo di chiusura che si è reso necessario per eseguire lavori molto importanti finalizzati a garantire la piena sicurezza ed efficienza dell'impianto. In particolare abbiamo cambiato l'argano, che aveva ormai una settantina di anni di vita, e abbiamo integrato e potenziato l'impianto elettrico che serve oltre il campanile anche la piazza per le pompe idrauliche. Circa 700.000 sono stati gli accessi di visitatori al campanile nel 2024, un numero importantissimo. Ha una capienza necessariamente limitata e speriamo di non dover contingentare ulteriormente gli accessi e speriamo che le belle giornate abbiano consentito di apprezzare la vista che si gode dalla loggia campanaria, uno dei punti più alti della città e un osservatorio privilegiato non solo sulla città del centro storico ma anche sulla laguna.